saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Spazio 103, bentrovati a questo nostro incontro con il candidato. Oggi nei nostri studi ospite è Isidoro Gottardo, candidato per il PDL alla Camera, che si ripresenta dunque come esponente del PDL per rappresentare il Friuli Venezia Giulia all'interno del Parlamento. Buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie a voi anche di questa opportunità. Grazie, un saluto a tutti. Cominciamo con un tema generale, insomma cerchiamo di inquadrare quello che può essere il tema più importante, ecco, su cui intende impegnarsi. I politici devono impegnarsi in tante cose, ma c'è chiaramente dei temi su cui c'è maggiore afflato, come dire, anche poi per le scelte all'interno del Parlamento, le diverse commissioni. Ecco, su cosa intende impegnarsi in particolare nella prossima legislatura? Ma guardi, su tre questioni essenziali. Innanzitutto io metto davanti a tutto la libertà di esercitare i miei valori, la mia coscienza. L'ho fatto in questi anni come cattolico, ma soprattutto come persona che crede in determinati valori, e quindi su questi, sulla vita, sui principi fondanti, fondamentali, no? Che non possono, quei valori non negoziabili. Questa è la prima questione. La seconda è indubbiamente la mia terra, il Friuli Venezia Giulia. In questi 5 anni mi sono battuto ovviamente con tutte le energie che disponevo perché questa autonomia responsabile del Friuli Venezia Giulia trovasse non ospitalità nel Paese, ma la giusta considerazione nel Paese. Qui il problema è non dimostrare che noi non siamo una autonomia privilegiata, ma convincere il Paese che da questa autonomia ha tratto beneficio non solo le nostre popolazioni ma il Paese intero. La terza questione fondamentale, le regole istituzionali. Io sono profondamente insoddisfatto le regole che abbiamo, non parlo solo di una legge elettorale che io considero schifosa, letteralmente schifosa, la considero una legge elettorale che non consente innanzitutto ai parlamentari che hanno lavorato di potersi sottoporre liberamente al giudizio dei propri elettori, quindi non solo il territorio di poter scegliere, ma penso alle riforme istituzionali per consentire a chi vince le elezioni di governare. Questo è un paese con una Costituzione nata in quegli anni in cui vi erano in discussione equilibri molto importanti. Oggi questa necessità non c'è più, la vera necessità è che chi è eletto deve governare, quindi un premier che nomina i suoi ministri, e io sono convinto assolutamente delle elezioni dirette del Capo dello Stato, con un Parlamento dimezzato, una sola Camera che approva le leggi ed un Senato che diventi il Senato federale, cioè il Senato delle regioni. Io sono un federalista convinto e sono convinto che il federalismo fiscale può portare davvero quella responsabilità di cui questo Paese ha bisogno. Allora andiamo per ordine, lei ha fatto riferimento anche alla sua fede cattolica, le chiedo, faccio alcune domande su quelli che sono alcuni temi che per i cattolici sono importanti. Il tema del matrimonio innanzitutto, difenderà la famiglia naturale, intesa come rapporto uomo-donna fondata sul matrimonio, come richiama la Costituzione, anche se non c'è un riferimento specifico uomo-donna, poi qualcuno mi ha fatto notare. Guarda, io difendo prima di tutto la legge naturale della natura e difendo l'idea che non c'è un matrimonio al di fuori fra un uomo e una donna, perché un matrimonio è nella legge naturale innanzitutto vocato, no, all'avere figli e quindi in una responsabilità condivisa verso i figli, verso la propria famiglia e verso la comunità. E altro discorso sono i cosiddetti diritti delle persone affettive, altre questioni. Su questo possiamo discutere, io sono molto aperto da questo punto di vista, sono molto laico sulle altre questioni, ma fermo su un principio: il matrimonio è un'unione fra un uomo e una donna. E sono assolutamente contrario, di conseguenza, all'idea che le coppie omosessuali possano adottare figli. Un altro tema sensibile sul quale non si è arrivato purtroppo ancora a fare una sintesi è quello delle fine vita. Secondo lei quali sono i criteri su cui fondare la legge, se ci sarà una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Guardi, io personalmente ovviamente sono convinto che Dio la vita ce l'ha data e Dio ce la toglie, quindi di questo, ma mi rendo conto che questa è una convinzione
assoluta personale, poi c'è la pietas umana, ci sono le vicende molto difficili che riguardano caso per caso gli uomini. Anch'io ho avuto mia madre, no, che ha sofferto tantissimo prima di morire, con un brutto male, ho visto il suo dolore eccetera. Non avrei mai chiesto su di lei una terapia, un accanimento terapeutico, ma non ho mai pensato che né io né lei mi ha mai chiesto che potessi, no, qualcuno interrompere prematuramente questo calvario. Ecco, allora sono scelte e valori profondamente convinti. Io sono convinto che c'è innanzitutto una pietas e non penso assolutamente, non credo che possa essere la magistratura a decidere quando, no, autorizzare, mettere termine o fine, così come io sono convinto che qualsiasi legge alla fine di fronte ai casi e ai principi rischia di essere una legge ingiusta. Ciò per cui mi batto assolutamente è questa idea, come è accaduto nel caso che abbiamo drammaticamente vissuto, dolorosamente vissuto noi in Friuli Venezia Giulia del caso Eluana, cioè all'idea che quello possa essere l'affermazione di diritti delle persone, diritti dell'uomo. Ecco, ci vuole secondo me su questo molta carità, nel senso che è sempre difficile giudicare gli altri, ecco, però bisogna avere fermi alcuni principi. Io questi principi li ho assolutamente. Che è un altro tema che vede i cattolici impegnati, che riguarda il sociale ma anche l'economia, per cui pensiamo, è quello che è connesso un po' alla denatalità, alla promozione anche della famiglia. La domanda è molto semplice: c'è una proposta del forum delle associazioni familiari di destinare alla famiglia almeno l'1% del PIL, è favorevole? Guardi, io in Parlamento con molti amici, cioè per me l'esperienza parlamentare è stata anche, devo dirle, occasione, non nella sede parlamentare ma al di fuori. A Roma è stata occasione anche per, diciamo, formare meglio la mia fede, perché in momenti di occasione di incontro noi avevamo un gruppo tra parlamentari cattolici, un gruppo trasversale che ha operato in questi 5 anni, non solo ci incontravamo, approfondivamo i temi posti dal Papa, i discorsi del Papa anche molto spesso nella quotidianità, ma abbiamo anche condiviso con l'intergruppo sussidiarietà di cui io faccio parte insieme con Maurizio Lupi ed altri, il tema soprattutto della famiglia, del riconoscimento della famiglia, quindi il quoziente familiare. Ecco, questa è una delle battaglie e siamo riusciti nel programma del Popolo Libertà di far inserire come una delle priorità sulla revisione della fiscalità il tema del quoziente familiare, perché da lì parte, a mio giudizio, innanzitutto un grave danno alla famiglia che ha figli, alle famiglie che hanno più figli. Abbiamo fatto delle battaglie, per esempio, sull'IMU per introdurre la detrazione almeno dei figli a carico dentro una tassa, quindi alcune affermazioni di principio molto importanti. Però io sono da anni, lo ripeto, da quando ero in regione, che il tasso di denatalità, cioè la non natalità, è uno degli elementi davvero di svantaggio della nostra competitività. Churchill nel dopoguerra, una domanda molto semplice che gli fecero rispetto alla crescita, rispetto alla ripresa, lui diceva molto semplice: innanzitutto la prima cosa è mettere il latte nella pancia dei bambini. Se possiamo mettere il latte nella pancia dei bambini, questo è un elemento forte di ripresa, ma con questo significa anche la difesa di un'identità, un popolo che dà un segno di credere nel futuro. Io sono molto preoccupato per questa ragione e a differenza di tutti gli altri io ho sempre elencato, l'ho fatto in sede nazionale, in Parlamento, ma lo faccio anche qui in regione quotidianamente nel mio partito, attenzione, perché fra i fattori di svantaggio economico, no, alle infrastrutture, alla tassazione, alla burocrazia, a tutte le cose, noi dobbiamo aggiungere un elemento fondamentale che è la denatalità. Noi non siamo competitivi se non siamo una società giovane e che fa figli. Quando penso alla Turchia, che su 80 milioni ha 60 milioni
di popolazione sotto i 30 anni, come può non crescere una società così fatta di giovani? Ed è tutto evidente che, e quindi qui si pone anche il tema seriamente, io mi distingo nettamente dalla Lega su questo, io non sono per fare della nostra società una società multiculturale, indefinita, priva di responsabilità, eccetera. Però io sono sempre dell'avviso di considerare che l'immigrazione sana, quelli che vengono qui per lavorare seriamente, per farsi una famiglia, sono portatori anche di un valore aggiunto, che noi molto spesso non abbiamo, che siamo quelli dei figli. E sono convinto che certo sono fondate tutte le giustificazioni, il costo, gli aiuti, la famiglia non ce la fa, i giovani, anch'io ho già un figlio sposato, sono nonno, seppur giovane, sono nonno e conosco che cosa significa per una giovane coppia che si fa il mutuo per la casa, avere bambini piccoli, il costo dell'asilo nido, sono tutte questioni che vivo quotidianamente e ai quali non dobbiamo risposta. Ma se non c'è prima una capacità di rimettersi alla speranza, alla fiducia e pensare che fare figli, no, poi comunque, no, questo è un investimento grande, verrai aiutato dalla vita, verrai beneficiato da questo fatto. Allora io sono convinto che noi dobbiamo vincere il nostro egoismo, cioè l'idea che, diciamoci la verità, nessuno ha il coraggio di dirlo, che i figli certamente impegnano quando sono piccoli, impegnano sono grandi, no? E quindi tolgono il tempo per tante libertà, tanti divertimenti. Diciamo che c'è una questione culturale assolutamente però i figli restituiscono molto. Ma questo 1% del PIL può aiutare. Questo 1% del PIL è fondamentale, questo è fondamentale, ma lo dicevo prima, lo davo in premessa, certo. Questo è fondamentale, e guardi che in Parlamento questa deve essere davvero una battaglia trasversale, perché io ho visto veramente emergere l'egoismo, cioè il fatto di considerare i figli, beati chi se lo possono permettere, no? Ma molto spesso chi lo dice ha la pancia piena e ha 3 pellicce nell'armadio. Voltiamo pagina e parliamo del sistema di welfare, di sanità. Ci troviamo in una situazione in cui la domanda cresce, le risorse non tanto, anzi possiamo dire che decrescono. Come si equilibra il sistema? Con più tasse, ad esempio una tassa sulla salute, oppure riducendo i servizi? Guardi, innanzitutto comprendendo che la qualità dei servizi sono ospedalieri per quanto riguarda l'emergenza, la capacità di cura, quindi la ricerca, una sanità di eccellenza da questo punto di vista. Noi in situazioni estreme di emergenza salviamo 30 vite umane su 100, no? Possiamo arrivare a 70, però arrivare a 70 persone implica un'organizzazione che è costosa e quindi bisogna investire sicuramente sull'emergenza. Quello è la vera sanità, cioè il punto che se ti capita lì capisci una sanità che è in grado di salvarti oppure non è in grado di salvarti. Però, e quindi mettere davanti questo aspetto rispetto molto spesso alla propria difesa di campanile, di cose che non servono, non farsi strumentalizzare da chi in nome della sanità o dell'università, no, strumentalizza l'utenza per difendere i propri privilegi e non quelli dell'utenza. Le faccio un esempio molto semplice: a livello regionale con l'assessore Kosic, ecco, io d'intesa con lui da coordinatore regionale del PDL ho chiesto, quando abbiamo avuto il caso Luana, ho chiesto ma noi quante situazioni come Luana abbiamo in regione e quante di queste situazioni vengono caricate esclusivamente sulle famiglie senza che il pubblico se ne faccia carico, e sono uscite 164 casi. E da lì la decisione che noi non potevamo non avere un sistema sanitario regionale che aiutasse queste famiglie a tenere in vita, perché così avevano scelto, no, queste loro persone, molto spesso a domicilio in una situazione di grande sofferenza. E parlo delle persone più disagiate, quelle non fanno numero, non fanno opinione e molto spesso non emergono nel dato dei sondaggi. Però c'è un dato: noi in questa regione abbiamo il 78% dei cittadini che è convinto che noi abbiamo una buona sanità. Abbiamo una sanità che è buona, e il fatto che opinioni politiche diverse convergono su questo punto, questo ci rafforza nell'idea che questo è un punto molto importante. Però la crisi pone più generalmente il problema del welfare, e il welfare è una forma di solidarietà, la solidarietà perché non sia pelosa,
o perché non sia, diciamo così, considerata irresponsabile nei confronti di chi fa sacrifici. Deve essere un welfare giusto, cioè in altri termini, basata sul principio tu prima innanzitutto devi aiutarti ad aiutarti e poi verrai aiutato. Perché noi abbiamo combattuto il reddito di cittadinanza che era stato introdotto dal centro-sinistra in questa regione? Le faccio un esempio molto semplice, perché deresponsabilizzava anziché responsabilizzare. Ci sono state delle suore a Trieste che quando era partito il reddito di cittadinanza mi hanno dimostrato concretamente, suore impegnate nella Caritas, che mi hanno dimostrato che delle persone che loro avevano recuperato da situazioni di disagio e che avevano ricondotto, non so, ad un'attività lavorativa part-time, no? Guadagnando magari 500 euro con loro lavoro al mese, alla fine con il reddito di cittadinanza hanno detto perché lavorare per prendere 500 euro qui, mentre se invece risulto totalmente disoccupata prendo 500 euro dalla regione. Ecco, queste sono le forme che noi dobbiamo evitare, cioè fare in modo che le persone diventino responsabili e si aiutino, e con un welfare, allora che aiuta queste persone? C'è il grave tema della crisi economica e del lavoro. Io credo che Tondo abbia fatto bene in questi anni a mettere tutte le risorse che poteva per salvare posti di lavoro e per non lasciare indietro nessuno. È criticato su questo dalla Serracchiani, perché dice che non ha qualificato la spesa. Forse la Serracchiani non ha piena consapevolezza della drammaticità in cui ci siamo trovati quando gente abituata da sempre a provvedere a se stessa con il lavoro e voleva lavorare aveva perso il posto di lavoro. Citavo all'inizio il territorio, una domanda sulla montagna in difficoltà, un'idea per un progetto di sviluppo della montagna. Ma guardi, innanzitutto culturale. La povertà della montagna nasce da un'emarginazione, cioè dal fatto di essere non utili a un processo produttivo. Io penso che oggi i primi sistemi, per esempio tutto il sistema dell'internet, tutto il sistema della rete, consenta di superare determinati svantaggi. Quindi il tema della banda larga, no? Sia per le aziende, sia per i privati, per i professionisti, è fondamentale. Poi c'è un salto culturale. Il salto vero culturale, anche nella politica, è partire dal presupposto che i territori svantaggiati devono essere in qualche modo assistiti. Ecco, questo concetto di assistenzialismo ai territori va trasformato in investimento. Quando ero assessore all'agricoltura in questa regione e ai programmi comunitari, ho fatto delle cose molto importanti che hanno dato risultati sull'idea che aiutare l'economia in montagna significa aiutare tutti, significa il dissesto idrologico, significa aiutare la conservazione dell'ambiente, soprattutto significa mantenere tradizioni, che lì sono quelle che più sono radicate. Io sono convinto che ci sia una necessità di intesa molto forte fra valori che li esprime. Io penso ad esempio alle parrocchie in montagna, no? Di quanto siano presidio di valori, di importanza, di valorizzazione dell'uomo, e la politica e le istituzioni. Penso anche che c'è un'altra questione che va combattuta, ovviamente sono i servizi, cioè se vengono meno i servizi in montagna, la vecchia organizzazione per cui uno fa farmacia, uno fa una cosa, l'altro fa un'altra, deve essere superata. Dobbiamo tornare in qualche maniera a dei centri in cui lì in questi centri vi sono servizi multifunzionali, alle persone che possono essere. Io credo fortemente alla sussidiarietà, penso che ci vuole delle istituzioni molto più flessibili, molto più snelle, ecco, che non mandano l'impiegato in montagna a svolgere questo, lo fa malvolentieri, arriva da lontano, non è il suo territorio, non condivide la cultura, no, noi dobbiamo fare in modo che quelle cose lì siano svolte dal locale, avendo consapevolezza che molto spesso in un paese di montagna anche il fatto di difendere un bar o un negozio di alimentari diventa fondamentale. Quindi giustamente la regione Friuli Venezia Giulia un tempo partiva dal presupposto che quelli erano servizi che dovevano essere aiutati, quindi bisogna partire dal presupposto che sono servizi. Ecco. E l'idea che vi sia gente che abita la montagna, cioè le zone svantaggiate, significa essere consapevoli che quelle persone
svolgono per l'intera comunità un grande servizio. Quindi bisogna anche modificare il concetto di investimento e di resa, partendo dal presupposto che lì è chiaro che dal punto di vista economico non c'è una resa diretta ma indiretta ed un beneficio molto... Certo anche la montagna soffre dell'idea investo uno e ricavo due, no? Per cui si creano fabbriche o si investono in fabbriche che creano posti di lavoro, però poi nel tempo bisogna vedere se generano, no, ricadute sul territorio, se generano servizi, sono come gli impianti di risalita, no? Molto spesso noi investiamo molto, impianti di risalita diciamo sono propedeutici, hanno un costo sociale, ma dovrebbero essere propedeutici a sviluppare un'economia, ma se questa economia non la sviluppa bisogna capire che qualcosa non funziona. Io credo molto comunque in un'economia integrata di montagna, molto integrata. È un tema attuale, quello della specialità ha toccato anche da Berlusconi. Quali contenuti oggi per la difesa, per il rilancio dell'autonomia regionale? Ma guardi, noi abbiamo le idee su questo molto chiare e concrete. In questi 5 anni abbiamo innanzitutto puntato su un dato della valorizzazione dell'autonomia. Noi abbiamo bisogno del federalismo fiscale. La nostra condizione specifica di questa regione al confine con l'Austria e con la Slovenia, con tutte le azioni di dumping che ci sono ormai quotidiane verso questi paesi e con un tentativo molto serio di strapparci imprese per essere delocalizzate, c'è una fiscalità molto... pone la nostra autonomia di fronte a delle responsabilità nuove e ha bisogno di questi strumenti. Punto 1, la fiscalità di concorrenza, no? Noi non vogliamo farla con i soldi dello Stato, abbiamo chiesto che ci venga data questa possibilità per poterla farla con le risorse nostre. Seconda questione, chiediamo la libertà sulle aliquote IRPEF per graduarlo, dei tributi locali, l'IRAP, eccetera, ma soprattutto abbiamo chiesto di poter avere lo strumento del credito d'imposta. Il credito d'imposta per noi è fondamentale perché consente l'abolizione totale di una certa burocrazia. Le faccio un esempio molto concreto. La Regione Friuli Venezia Giulia dà alle famiglie in cui nasce un bambino un contributo per il primo nato, il secondo nato, eccetera. C'è una procedura, devono fare la domanda attraverso il comune, viene esaminata, eccetera. Il risultato, quei soldi arrivano a destinazione 18 mesi dopo, 12 mesi quando sono andato tutto bene. Questo il credito d'imposta introduce un elemento molto semplice: tu hai diritto ad avere il contributo di 800 euro, portano in detrazione dalle tasse che devi pagare, punto. E quindi non hai nessuna burocrazia. Questo vale per le imprese, vale per le assistenze alle famiglie, all'asilo nido, le pensioni, eccetera. Cioè e questo genera una libertà. Per essere molto chiari, questo genera anche la libertà alle famiglie di non andare dove l'utente trova il prezzo abbattuto dal contributo, ma genera la libertà che io posso scegliere. Io sono portatore di un diritto, ho diritto con questi 1.000 euro all'anno per l'asilo nido e scelgo l'asilo nido che io ritengo più idoneo per mio figlio e così per la scuola, eccetera. Ecco, questa è la rivoluzione che noi abbiamo introdotto, ci crediamo, il governo Berlusconi ce lo ha concesso, ha modificato l'articolo 51 e 53 della struttura di autonomia, ha introdotto questi poteri alla Regione Friuli Venezia Giulia. Non sono operativi perché il governo Monti, purtroppo dobbiamo dirlo, è stata una grande delusione anche per me, ha bloccato le procedure attuative e noi siamo fermi al punto che questa autonomia ci è stata data ma non è operativa perché ha bisogno dell'approvazione dei decreti relativi da parte del governo. Uno dei punti veri del colloquio ieri tra Berlusconi e Tondo, quella mezz'ora di colloquio Palazzo della Regione, è stata soprattutto su questo, sulle infrastrutture, eccetera. Io vorrei che i cittadini fossero consapevoli. Purtroppo devo dire che molto spesso neppure la politica l'ha capita. La Serracchiani continua a criticare il patto Tondo-Tremonti, ma Tondo con quel patto ha soprattutto inteso rafforzare questa autonomia. Allora noi possiamo parlare di specialità, tutto quello che vogliamo, eccetera, però queste sono le cose vere di cui noi abbiamo bisogno e soprattutto non possiamo tollerare di avere in questa regione una sovrintendente nominata da Roma che dalla sera alla mattina decide con un potere monocratico
sostanzialmente di bloccare tutti i comuni e gli investimenti di questa regione. Pensare che ci siano 500 milioni fermi perché la sovrintendenza per varie ragioni non dà il via alle opere è inaccettabile per il nostro popolo. Quindi per noi autonomia e responsabilità significa avere gli strumenti per creare libertà e responsabilità in questo territorio, ma soprattutto per vincere la crisi. Questo discorso può valere anche per un altro aspetto, della specificità delle lingue e delle nostre culture? E su questo noi dobbiamo essere molto attenti sul fatto che competitività e identità devono sposarsi, innovazione e identità devono assolutamente sposarsi. Il mantenimento e la salvaguardia delle culture di un popolo sono fondamentali. Mia nonna mi diceva sempre: meglio bruciare un paese piuttosto che perdere una tradizione. E io di questo sono assolutamente convinto, è un valore grandissimo. Questo però non deve diventare una limitazione rispetto all'innovazione, no? O rispetto a tutto ciò che noi dobbiamo produrre in termini di competitività. Io sono convinto che un popolo che è forte delle proprie identità alla fine crea anche un sistema più competitivo, perché sa giocarsela questa sua identità dentro un sistema europeo o un sistema anche globale. Ai giovani questa cosa dà sicurezza. Cioè io molte volte, anche nelle ricerche che abbiamo fatto e anche nei colloqui, spesso mi trovo a discutere con i giovani, io capisco che i giovani da una parte vogliono un mondo libero in cui competere, vogliono avere gli strumenti per poter viaggiare, andare a lavorare, apprezzano l'Europa senza cose, ma dall'altra temono di perdere le loro radici, la loro forza, la loro identità. Abbiamo 3 domande ancora, le chiedo 3 risposte spot. Una è facile: favorevole a dare la cittadinanza ai figli giovani di immigrati nati in Italia? Sì, a condizione che questo non diventi una scappatoia, per essere molto chiari, non vengono qui dei fannulloni o delle persone che non hanno nessun interesse a costruire bene una famiglia, fanno un figlio e acquisiscono la cittadinanza non solo il figlio ma anche loro con tutti i diritti conseguenti. Io credo che i figli che nascono qui da una famiglia che seriamente vive qui ed è venuta qui abbia diritto di essere concesso. Non lo penso solo per Balotelli, io sono milanista, non lo penso solo che è utile per Balotelli e El Shaarawy, la penso veramente per tutti i giovani, e tanto più perché abbiamo questo tasso di denatalità. Penso che questa sia una questione che deve essere affrontata seriamente nell'interesse. Un'idea per favorire l'occupazione dei giovani? Ma guardi, molto semplice: prima modificare la legge Fornero, che da questo punto di vista è assolutamente inaccettabile, perché la riforma Fornero del lavoro parte da un presupposto tipico della sinistra, che il lavoro a tempo indeterminato si crea per legge, no? Mentre invece si crea creando le conclusioni. Quindi era meglio un lavoro precario, fatto di 10.000 cose, ma comunque un lavoro, che oggi questa legge che dice tu devi assumere dopo un determinato periodo a tempo indeterminato. Questo ha aggravato la disoccupazione giovanile, quindi questo va liberato. In fin dei conti noi abbiamo bisogno di più flessibilità, cioè dobbiamo partire dal presupposto che gli imprenditori non sono contro i loro dipendenti. Ecco, i dipendenti e i lavoratori molto spesso oggi sono sulla stessa barca. Ecco, io farei scrivere queste norme ai giovani che cercano lavoro e vedrà che la prima cosa che scrivono è l'opposto di quello che chiede. Io ho 2 figli in casa giovani, mondo del lavoro, cioè l'idea, questa roba del tempo indeterminato per loro non ha nessun significato. Hanno capito perfettamente che il problema è creare il lavoro e non creare leggi che dà loro dei diritti che non possono ovviamente esercitare. Ultima battuta: Gottardo sui costi della politica. Qualcosa è stato fatto? Cosa manca da fare secondo lei? Ovviamente io apprezzo molto e credo che tutti devono dare atto alla coerenza di Renzo Tondo. Quando nel 2008 ha posto questo problema, prima delle elezioni, l'ha portato avanti con coerenza, non esisteva il tema. Taglio del debito e il costo della politica, lui ha sempre detto, è una questione che viaggiano insieme, perché innanzitutto è un problema di moralità, di esempio, di essenzialità, e quindi la politica deve diventare efficiente non solo perché taglia e elimina tutte le cose che non servono, ma perché anche dà un esempio assolutamente di serietà. In Parlamento la cosa schifosa è che non siamo riusciti a fare il taglio dei parlamentari, che io considero, prima che una spesa, un problema di efficienza del Parlamento, però siamo riusciti a farlo, quello del Consiglio regionale. Quello è stata una grande vittoria. Noi siamo la prima regione in Italia che ha tagliato con legge costituzionale, per sua iniziativa, perché non va dimenticato che è un'iniziativa della regione, i consiglieri regionali, ma
questo viene dopo che Tondo aveva già tagliato gli assessori, dopo che aveva tagliato stipendi, dopo che aveva ridotto una serie di questioni, eccetera. Anche i fatti di questi giorni, quello sui gruppi consigliari, dimostra che va recuperata l'essenzialità. Per me la politica è gratuità, è servizio, cioè noi dobbiamo entrare consapevolmente, ritornare in questa convinzione. Io ho fatto 2 legislature di sindaco di Sacile, all'epoca lo stipendio di un sindaco era 1 milione, parlo dall'85 al 93, quel milione io non l'ho mai visto, perché quel milione veniva versato regolarmente al partito per le iniziative che servivano per il territorio e per tenere vicino la gente. Rimango ancora oggi convinto, io ho fatto una scelta molto discutibile, sono terzo nella lista dei Camere dei Deputati, da coordinatore regionale, non sono il capolista, e ho fatto una scelta consapevole. Io credo che chi crede alla politica e la crede come servizio deve sapersi mettere in gioco. Mi sono messo al terzo posto, ho voluto capolista Sandra Savino per valorizzare questo dato del lavoro svolto in questi 5 anni dalla squadra regionale in sintonia con noi. Mi metto in gioco. Se il PDL avrà i voti sufficienti io farò il parlamentare, se non li avrò non farò il parlamentare, ma per questo non smetterò di credere fortemente nella politica, di farlo con passione e di credere che i valori, la formazione della politica non passa attraverso i posti che si conquistano, gli stipendi, ma con la forza delle idee. Non c'è nulla che ti ripaga di più della soddisfazione di lavorare per la tua gente. Tutto il resto è secondario, anzi molto spesso, tutto il resto, io sono convinto che gli stipendi alti eccetera no, corrompono le persone, ma le corrompono dentro, cioè portano le persone a vivere uno status che non è quello della gente normale. Di questo sono assolutamente convinto e ho cercato in questi anni di mantenermi sempre distaccato, no, dai privilegi che la politica ti può dare. L'unico modo per tenerti distaccato è vivere poi ogni giorno, quotidianamente, con i problemi della gente, di chi perde lavoro, di chi ti suona il campanello, di chi ti incontra, eccetera. Il politico molto spesso perde questo senso del servizio. È un senso del servizio che hanno i sindaci. Chi non ha fatto il sindaco e fa politica molto spesso non capisce cosa significa servire davvero la propria popolazione, i propri cittadini. Grazie Isidoro Gottardo, candidato al PDL, per essere stato con noi qui a Radio Spazio 103. Grazie a voi.